Il regista e attore di Pozzomaggiore Giuliano Opes è stato ospite a Casa Serena a Sassari per presentare due cortometraggi di grande interesse sociale e culturale. Si tratta di Buio con interprete Franco Nero e Sapromissa sugli usi, costumi e personaggi di Pozzomaggiore. Dopo la proiezione nella residenza di Via Pasubio si è aperto il dibattito sui temi trattati nelle opere. È stata numerosa la partecipazione all'evento organizzato in collaborazione con la Copas. Devo raccontare la storia di tre vite che cambiano totalmente in una notte, dove un clochard non viene creduto, viene arrestato ingiustamente, dove uno solo perché è un omosessuale e ama uno dello stesso sesso non viene accettato, da un bullismo, dai ragazzi che come oggi tuttora succede, vengono malmenati, pestati, ammazzati solo perché sono omosessuali. Insomma, volevo raccontare una piccola storia in un cortometraggio, insomma, spero che vi sia piaciuto. Grazie ancora e alla prossima. L'odio del pregiudizio che è uguale per tutti, nel senso che il pregiudizio deriva dagli stereotipi, quindi le persone smettono di essere quelle che sono, smettono di avere un nome e un cognome, di essere degli esseri umani specifici e diventano quello che è nel nostro immaginario quello stereotipo, quindi l'omosessuale è quella macchietta che magari non ci piace, il clochard è quello inaffidabile, magari un po' criminale, di cui non ci dobbiamo fidare, dobbiamo avere paura, e quindi quando vediamo gli altri solo attraverso gli occhi del pregiudizio non riusciamo a instaurare delle vere relazioni, a vedere l'altro, a vedere la persona. Quindi per riuscire a convivere, a vivere bene, a vivere in pace con gli altri, dobbiamo superare per prima cosa quella che è la nostra visione stereotipata del mondo.